Questa mattina, presso la sede dell'azienda sanitaria AS3 Serenissima, in via Don Tosato a Mestre, si è svolta un'importante conferenza stampa sullo stato dell'arte del gioco d'azzardo, sugli aspetti patologici e sui progetti innovativi per tutelare le persone già dipendenti dal gioco o a rischio di dipendenza. Questa dipendenza presenta le stesse drammatiche criticità delle dipendenze da droghe. Durante la conferenza è stato fatto un elenco dei progetti già in essere anche di altre aziende ospedaliere del Veneto, tra cui quella della AS3 Serenissima, l'app Gioca e Vinci, che permette di scaricare materiale informativo sulla dipendenza da gioco. Ma il progetto più importante è sicuramente il piano di formazione regionale di gestori e operatori delle sale da gioco e delle sale scommesse, nonché per gli esercenti che gestiscono le slot machine. Questo corso di formazione obbligatoria, organizzato interamente online, mira a fornire agli operatori una sorta di master in consapevolezza per comprendere i disagi delle persone che si avvicinano al gioco. Gli operatori infatti hanno una visione completa di chi gioca e possono essi stessi diventare una categoria a rischio. In Veneto oltre 5.000 persone rientrano in questa categoria, quindi sarebbe stato impraticabile un corso in presenza. Il corso, ricordiamo che il corso è obbligatorio e chi non lo frequenta incorrerà a sanzioni importanti. Il costo è di 100 euro. I dati relativi alla dipendenza da gioco sono estremamente preoccupanti. Dopo il lockdown dovuti al periodo Covid, le persone si sono avvicinate ancora di più al gioco d'azzardo, sono aumentate. Si parla di un giro d'affari di 5 miliardi di euro spesi solo nel Veneto e di 150 miliardi di euro a livello nazionale, una cifra superiore alla spesa sanitaria nazionale. Le statistiche indicano che la prevalenza dei giocatori è maschile, sebbene le donne siano spesso le prime a iniziare a giocare, ma anche le prime a uscirne, maturando prima e rispondendo meglio agli interventi. Qualcuno ha specificato rinsaviscono prima. Gli interventi registrati questa mattina sono disponibili nei link in descrizione. È stata citata, nei vari interventi tutti di spessore, è stata citata anche l'importanza dell'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale della collettività e del singolo. Resta il paradosso di come possa essere possibile che il gioco d'azzardo, con questi dati disastrosi, continui a essere legale. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.